post-weekend. Sembla que hauria de ser una sessió ja més animada, però potser és que estem cansats del weekend, però ja anirà omplint això. De totes formes, us agraeixo molt la vostra presència, una presència activa sempre, i començarem avui la sessió que va bastant carregada. Començaré, així en 2 minuts més que vagi arribant la gent, si arriba, anunciant canvis, però en aquest cas canvis respecte a demà que no són de gent sinó d'ordre. Es farà el mateix, per entendre'ns, però amb un canvi d'ordre. A les 10 demà començaran les comunicacions en lloc de la ponència, que d'altra banda la ponència és la meva, que quedarà aparcada en un moment. Feliçment, que tinc prou de parlar massa. A les 10 es farà la taula de les comunicacions. A les 12, que és quan hi ha la taula de comunicacions, hi haurà el debat, i a més un debat que promet ser sucós, amb Cloderic Poirot, Paulo Branco, José María Morales, tal qual estava anunciat, sobre exhibició i distribució. Penseu que estic parlant del director d'Europa Cinemas, del productor Paulo Branco, que en aquests moments encara sigue sent dels productors més actius d'Europa, i del distribuïdor, del president de Wanda, de la cadena d'exhibició de Wanda, de distribució, perdó. Llavors, a les 12, aquest debat, i el que seria la ponència meva, que passaria llavors a les 5 de la tarda, no serà una ponència, serà un duet amb en Felip Garrel. Per tant, es canvia l'ordre i una mica potser la naturalesa de la seqüència, però en tot cas el respecte bastant em sembla el que està anunciat. Bé, y la sesión de hoy yo quería presentarles otro, no solo otro, sino un histórico del cine. Un histórico del cine desde hace muchos años, que algunos hemos seguido con especial fricción, Paolo Bertetto, al cual agradezco mucho que esté entre nosotros en Barcelona. Digo un histórico del cine porque algunos de los presentes, los más mayores, hay que decirlo, recordarán, entre otros, un libro que generó debate, polémica, se llama Cinema, Fábrica e Avanguardia, Cine, Fábrica y Vanguardia, que se publicó en aquella vieja colección de Gustavo Gili y que ya en los años principios de los 70, y que era un libro, digamos, desde una perspectiva, yo diría desde una perspectiva marxista, que era la época un poco de un cierto radicalismo ideológico, pero sobre todo un libro que enfocaba ya una de las trayectorias claves de nuestro invitado, de Paolo Bertetto, que es su relación con el objeto de la vanguardia, ¿no? El objeto film, pero en este caso también la idea de que detrás del cine, sobre todo el cine soviético, el cine de post-revolución, Eisenstein, también Bartók, etc., estaba la noción de vanguardia, pero también en la construcción de la fábrica, el trabajo desde la fábrica, ¿no? Y en esa dualidad había un libro, insisto, polémico, de debate. Yo recuerdo haberlo debatido mucho en sesiones, y que nos dio a conocer el trayecto de un profesor, un docente muy reconocido, no solo en su país, en este caso Italia, sino en Europa. Obviamente ha hecho y ha participado en muchos debates y en muchas conferencias y en sesiones así colectivas en Francia y en España en concreto, con países con los que tiene una relación no solo personal, sino incluso idiomática y por tanto una relación activa a nivel universitario, ¿no? Paolo Bertetto
fue director científico del Museo Nacional de Cine de Turín, que es uno de los enclaves, yo diría, fuertes junto a Roma y Bolonia de la universidad y sobre todo del cine en Italia, y profesor de cine de la misma universidad, la Universidad de Turín. Antes de pasar, yo le he preguntado hoy si el paso fue a mejor, y dijo en cuanto a universidad no, pero antes de pasar a la Universidad de Estudio de Roma, la Sapienza, universidad que en fin, nosotros desde aquí tenemos en gran estima como tal, aunque la fuerza del cine esté en la Universidad de Roma 3, ¿no? Más que en la Sapienza. Pero en cualquier caso, la Sapienza es una poderosa universidad de ciencias humanas, digamos, de Italia. Paolo Bertetto es autor de muchos libros. Tiene también eso, para algunos de vosotros igual no suena, pero es importante. En cierto modo, cuando hablamos de bibliografía y de biografía, al menos desde la universidad, tenemos que citar obviamente los libros propios, pero también los libros colectivos, porque en el sistema universitario, yo diría europeo, cada vez se propaga más esa idea de libro colectivo, de libro hecho a dos manos o a varias manos, que es un libro que tiene, insisto, un valor científico y académico sustancioso, porque tal como va la mano, por cierto, los libros o algunos de ellos o se editan colectivamente o no salen, o sea que por tanto. Pero es que en el caso de Bertetto, y lo digo, y al decirlo así me miro a mí mismo también en libros colectivos, que en el caso de Bertetto ha habido una sabia conjunción de proyectos que se han iniciado ya colectivamente, o bien desde las páginas de Bianconero, o bien desde la propia universidad, o bien desde un grupo de trabajo de estudiosos italianos, que pasan por Brunetta, por Tinazzi, por Ravanelli, etc. Y en ese caso el libro colectivo tiene un peso específico. El libro colectivo que, insisto, se amplía a España, puesto que Paolo Bertetto ha participado muy activamente en, a mi juicio, el mejor libro escrito a varias manos que se ha hecho sobre Fritz Lang y la puesta en escena, que está editado conjuntamente, de hecho, la edición es Turino, Museo del Cine, Cinémathèque Française y la Filmoteca de Valencia. O sea que son tres vértices poderosos para, en ese caso, una edición, que algunos de vosotros conoceréis del libro, pues un libro voluminoso, muy bien editado, sobre un estudio amplísimo de toda la obra de Fritz Lang, desde la propia construcción de la mise en escena de la constitución. Pero en fin, hay un libro también colectivo sobre el Resné, otro sobre la vanguardia, otro sobre Visconti, otros muchos, y quiero destacar, para terminar, un texto muy preciso y además me parece a mí muy sólido y original, es difícil entrar en esa originalidad, sobre Buñuel y sobre todo sobre Buñuel y en la etapa del cine de vanguardia de Buñuel, Michel Andalou y Life Dog. Digo que es difícil porque se ha escrito mucho, pues El enigma del desiderio de Buñuel, escrito por Paolo Bertetto, me parece una aportación singular, un mismo título lo dice, sobre el deseo, que es una de las piezas nucleares de toda la obra buñueliana, no solo de la vanguardia, sino de toda su filmografía. Y tiene a punto de aparecer dos libros de teoría, uno sobre teoría e historia del cine y otro sobre teoría de imagen fílmica, el título es El espejo y el simulacro, que, en fin, promete ser una referencia obligada al campo universitario. En fin, yo no me enrollo más, pero así he permitido que llegara a ti personas. Paso la palabra a Paolo Bertetto, le agradezco de nuevo su presencia aquí y su intervención. Io mi scuso di parlare in italiano, ma piuttosto di tentare un spagnolo stentato, preferisco direttamente parlare in italiano.
vorrei ringraziare 2 volte Domenech Font, in primo luogo per avermi invitato e in secondo luogo per aver dato un ritratto della mia attività così preciso. Io l'avrei fatto meno preciso e quindi ti ringrazio in maniera particolare, evidentemente, di questo. E quando Domenech, non so mai gli accenti catalani, è Domenech? Domenech, ok. Allora, quando mi ha invitato mi ha suggerito in realtà di fare un intervento e di parlare, diciamo, delle forme filmiche, dell'identità del cinema europeo. E io ho obbedito al suo invito, cercando di affrontare una questione che è tutt'altro che irrilevante e tutt'altro che semplice, evidentemente. Anche perché poi il concetto di identità è un concetto su cui forse vale la pena di ritornare, ed è un concetto che indubbiamente si può prestare a riflessioni e a precisazioni particolari. Io devo dire che non ho una grande simpatia per il concetto di identità, che rischia di avere delle componenti di rigidità e di fissità e di ipostatizzazione che non amo, ma in ogni caso lo vedremo nel corso dell'analisi, eccetera. Vorrei dire che in ogni modo, quando si parla di cinema europeo e di identità, innanzitutto ci sono dei campi di pertinenza diversi che possono essere affrontati. Da un lato, per esempio, si può parlare dell'identità nel senso dei caratteri fondamentali del cinema europeo, i caratteri distintivi del cinema europeo. Ma dall'altro ci sono stati degli studi interessanti in realtà su come il cinema ha rappresentato le identità nazionali o le identità europee. Gli storici del cinema hanno spesso lavorato di più su questo aspetto, cioè sul cinema come strumento di rappresentazione delle identità dei popoli, come strumento di rappresentazione magari dell'identità, della ipotetica identità europea. Io preferirei lasciare questo aspetto ad altri studiosi che più di me si sono esercitati in questa prospettiva e invece affrontare soprattutto il problema, diciamo, dei caratteri del cinema europeo, della riconoscibilità del cinema europeo, eccetera. Tenendo conto però anche di un problema ulteriore, che io credo che nel momento in cui noi parliamo della identità del cinema europeo, dobbiamo anche riflettere brevemente sul tipo di linguaggio e sul tipo di metodologie che possiamo impiegare. Perché, per esempio, io ieri ho ascoltato, quando sono arrivato, delle interessanti comunicazioni su vari autori europei, eccetera. Ed erano in realtà comunicazioni che affrontavano le questioni varie, l'analisi di alcuni testi, film, eccetera, con metodologie molto diverse. Allora interrogarsi anche brevemente sulle metodologie di discorso relative al cinema europeo non è del tutto inutile, tenendo conto del fatto che la metodologia e il linguaggio che lo studioso elabora e utilizza è già un passaggio fondamentale nella costituzione e nella configurazione dell'oggetto del discorso. E cioè l'oggetto del discorso è influenzato dalle metodologie che noi elaboriamo. Nel senso che noi diamo vita a delle configurazioni interpretative e queste configurazioni interpretative sono fortemente segnate dalle metodologie impiegate. Quindi io credo che in primo luogo, nell'ambito di un discorso sul cinema europeo e sulla sua identità, le sue forme, eccetera, non dobbiamo dimenticare che questo discorso è un discorso che
implica degli elementi forti di generalizzazione. E nei processi di generalizzazione non dobbiamo dimenticare che spesso l'individuazione di caratteri generali diventa l'individuazione di una medietà di elementi. Devo dire che l'individuazione di una medietà di elementi non è sempre la procedura migliore per conoscere un oggetto. Rischia talvolta di escludere componenti essenziali, componenti fortemente significative che nella individuazione di medietà condivise rischiano di diventare emarginati. Questo non è un elemento irrilevante. Personalmente ho studiato negli ultimi anni ho scritto soprattutto libri e testi di analisi del film o di teoria del film, proprio perché il rapporto con il testo o l'estensione teorica del lavoro interpretativo mi pareva più persuasivo e convincente che le procedure di generalizzazione. Quindi cercherò di riflettere sul cinema europeo, diciamo, attraverso un duplice percorso che tenti di cogliere sì gli elementi di medietà, di pertinenza e via di seguito, ma anche di diciamo, discutere le ambiguità, le articolazioni molteplici e magari di sottolineare alcune prospettive ulteriori che mi sembrano in qualche modo significative. Questo vuol dire che in realtà io penserei di iniziare il discorso attraverso una ricognizione sul già detto, cioè una ricognizione sugli elementi di riconoscibilità del cinema europeo che si sono, diciamo, consolidati negli anni, e poi penso di sviluppare una serie di ipotesi interpretative anche fortemente soggettive. Io credo che non possiamo non renderci conto che l'interpretazione è sempre un intervento di una soggettività che si misura con un oggetto o con un insieme di oggetti, e nello stesso tempo vorrei concentrare, diciamo, questa serie di interventi sul problema della forma, cioè della configurazione formale del cinema europeo. Non è l'unico diciamo, punto di vista che naturalmente si può sviluppare, non è l'unico oggetto di riflessione su cui si può operare, ma ritengo che tuttavia sia una prospettiva, non voglio dire privilegiata, ma in ogni caso interessante per sviluppare questo discorso. Naturalmente potrebbero esserci altre prospettive, un discorso per esempio sull'immaginario, sulle configurazioni dell'immaginario sarebbe non meno significativo, non meno utile, eccetera. Ma io, diciamo, in questa prospettiva preferirei sottolineare alcuni aspetti, diciamo, come dicevo, formali, alcune configurazioni formali, perché mi sembra un modo per cogliere anche la rilevanza, potremmo dire concettuale, culturale in senso, e artistica in senso lato che il cinema europeo ha assunto. Diciamo allora subito, innanzitutto, che per tradizione, in fondo, il cinema europeo si è caratterizzato ed è stato caratterizzato sul piano di una serie di caratteri particolari, che sono stati anche ripresi, per esempio, ultimamente in un libro molto grosso sulla storia del cinema europeo, realizzato da uno studioso importante come Thomas Elsesser, eccetera. Allora, in fondo il cinema europeo si è caratterizzato rispetto al cinema americano, rispetto al cinema mondiale, diciamo su una serie di assi forti, che sono da un lato l'autorialità, innanzitutto, dall'altro
potremmo dire, è stato detto, il realismo, il rapporto con la società e le problematiche del soggetto. Dall'altro l'attenzione ai problemi diciamo di metalinguaggio. Dall'altro ancora sul piano della opposizione anti-Hollywood, e dall'altro ancora in relazione alle caratteristiche specifiche dei cinema nazionali. In questo senso, per esempio, diciamo, il discorso sulla autorialità è stato uno dei punti di riferimento essenziali del cinema europeo. Il cinema europeo è in realtà costituito da una serie di autori che garantiscono un livello di unicità e di singolarità della visione del mondo, di organizzazione particolare del visibile, di elaborazione di un immaginario configurato secondo modelli personali e specifici. E questa idea di autore è stata in realtà modellata in una certa misura sulla tradizione dell'alta cultura, per esempio letteraria, eccetera, sulla individuazione di orizzonti, di visioni del mondo, di Weltanschauung specifiche, come diciamo un artista capace di elaborare uno stile personale e di imprimere la propria marca su quello che fa, su tutto quello su cui interviene. Questa idea di autore è stata, come vi dicevo, sicuramente elaborata e definita in rapporto alla particolarità dell'esperienza cinematografica, ma nello stesso tempo ha ereditato una serie di caratteri specifici legati, a mio avviso, alla, come vi dicevo, alla diciamo, autorialità in senso lato operante nel campo della cultura e quindi dei riconoscimenti delle funzioni sociali, eccetera. Questa idea di autore si è consolidato ed è diventato poi, con l'affermazione della grande stagione del cinema della modernità in Europa, un tratto ulteriore, significativo, eccetera, un tratto che è stato sistematicamente anche teorizzato come un elemento essenziale per qualificare e comprendere le esperienze cinematografiche. Naturalmente questa enfasi sull'autore ha costituito anche in una certa misura una feticizzazione, se vogliamo, della nozione di autore, che nel campo della cinefilia, a mio avviso, è stata spinta fino alla prospettiva della indeterminatezza, per cui un autore diventava quello che si decideva che era un autore, al di là delle interpretazioni più approfondite e più articolate sulle operazioni testuali specifiche che l'autore poteva realizzare. E in questo senso io credo per esempio che la cinefilia abbia giocato un ruolo importante nell'ambito dello sviluppo dell'affermazione del cinema, ma che possa anche diventare un elemento di freno per l'approfondimento del lavoro interpretativo sul cinema, eccetera. Per esempio la figura classica dell'autore è stata in qualche modo configurata in maniera esemplare nell'ambito di un film come Il Prix di Godard, in cui Lang appare direttamente, interpreta se stesso ed ha in realtà forse un'immagine anche non so quanto corrispondente alla personalità stessa di Lang. Questo è un elemento irrilevante evidentemente, ma un'immagine di soggetto equilibrato, autorevole, attento alla tradizione, capace di fondere in fondo l'esperienza cinematografica con la grande tradizione europea, di citare Hölderlin, di pensare al rapporto con il mondo greco e via di seguito, e quindi come una sorta di quintessenza della figura di un saggio,
Credo che l'anno non fosse affatto così, ma questo è un altro discorso che è anche irrilevante. Quello che è significativo è il tipo di configurazione dell'immagine dell'autore che diciamo è stata elaborata dal cinema e diciamo dalla cultura cinematografica soprattutto. Insieme, diciamo, uno degli altri caratteri del cinema europeo è stato individuato in alcune particolari opzioni relative all'orizzonte della messa in scena e all'orizzonte dell'immaginario. Da un lato il cinema europeo è stato per molti anni collegato in qualche misura alla nozione di realismo, all'ontologia dell'immagine filmica, una nozione che io francamente ritengo fortemente discutibile sotto il profilo teorico e che tuttavia ha giocato un ruolo importante nell'ambito di un processo di trasformazione dei modi della messa in scena e di diciamo autocoscienza del cinema. Un'idea di ontologia dell'immagine basata evidentemente sulla verità del tempo, in qualche misura su quella che è stata definita anche l'indexicalità del momento, cioè sulla capacità del cinema di testimoniare di un qui e ora in maniera assolutamente particolare. E insieme una forte opzione che è andata nella direzione, diciamo, dell'individuazione della iconicità particolare dello spazio, in cui l'immagine filmica è stata fortemente in realtà elaborata e definita in relazione a orizzonti profilmici generalmente preesistenti, che potevano anche essere parzialmente modificati, ma che in ogni modo avevano una loro forte configurazione referenziale, eccetera. Insieme un altro elemento caratterizzante è stata diciamo, la scelta per la problematizzazione dei caratteri psicologici della soggettività e l'individuazione di un orizzonte di problemi legati all'identità del soggetto e all'interiorità, quello che è stato definito l'alienazione spirituale, l'anomia sociale e via di seguito. In questo senso, per esempio, questi caratteri del cinema europeo sono stati in una certa misura contrapposti ad altri caratteri invece del cinema hollywoodiano, come un cinema al contrario segnato dalla fantasia, dal conflitto interpersonale, dall'azione, dalla comunicazione interattiva, dalla intensificazione spettacolare del vedere e via di seguito. E in realtà uno degli altri elementi che è stato riconosciuto in questa prospettiva è un elemento di contrapposizione del cinema europeo al cinema hollywoodiano, una contrapposizione secondo cui diciamo, il cinema europeo avrebbe difeso l'opera d'arte unica contro il prodotto standardizzato, l'arte contro l'entertainment e via di seguito. Questo tipo di contrapposizione, a mio avviso, è già stato largamente contestato, in qualche modo superato dalla tradizione critica europea e in particolare, per esempio, da tutto il lavoro che il gruppo dei Cahiers du Cinéma, di Bazin, eccetera, hanno svolto in maniera sicuramente significativa già negli anni 50, ma è tuttavia un elemento che rimane ancora attivo talvolta nelle interpretazioni e che appesantisce spesso in senso ideologico la comprensione diciamo, dei caratteri effettivi sia del cinema europeo che di quello americano. E un altro elemento che ha caratterizzato in genere l'individuazione degli orizzonti di qualificazione e di pertinenza del cinema europeo è stato il riferimento al metalinguismo, diciamo, alla consapevolezza del cinema come linguaggio, allo sviluppo di una sperimentazione quindi linguistica e metadiscorsiva, alla problematizzazione del modo di messa in scena come uno degli elementi attraverso cui il cinema europeo si delinea e si afferma storicamente. C'è poi un altro problema che è relativo evidentemente alle cinematografie nazionali, ma se non sbaglio alle cinematografie nazionali oggi sarà dedicato una tavola rotonda e quindi non voglio intervenire su questi settori, vedo fra l'altro che è in sala già
Giampiero Brunetta, che sicuramente per quanto riguarderà il cinema italiano potrà parlare con grande autorevolezza, eccetera. E quindi in qualche misura questo problema preferirei accantonarlo. Diciamo che questi caratteri generali del cinema europeo si sono progressivamente, con lo sviluppo di una consapevolezza anche storica e critico-teorica più elaborate, definite attorno all'idea di cinema della modernità e attorno a un grande modello di messa in scena, di orizzonte testuale, di organizzazione del modo di produzione e via di seguito, che è stato legato al concetto di cinema della modernità, eccetera, che è stato un concetto che ha avuto un grande successo critico, anche se poi forse si presterebbe a discussioni ulteriori. Cerchiamo di capire in ogni modo quali sono questi caratteri delle forme filmiche della modernità. Da un lato c'è l'opzione iniziale e fondamentale a favore di una forma aperta contrapposta a una forma chiusa. Quindi la scelta per un racconto libero e aperto contro il racconto a domande, il racconto erotematico, come è stato detto, tipico del cinema classico. Quindi un racconto che si sviluppa disgregando le regole della narrazione tradizionale, realizzando una sorta di rifiuto della rigidità causale, optando per una scarsa concatenazione tra gli eventi narrati e per una importanza progressiva accordata ai tempi morti, ai non eventi, ai finali indefiniti, eccetera. Insieme la scelta per un comportamento che potremmo definire paratelico o relativamente finalizzato dei protagonisti, che non operano sulla base di una serie di azioni determinate, specifiche, coordinate e finalizzate, ma al contrario sembrano continuamente interrogarsi sulle dinamiche degli eventi e sui propri obiettivi, oltre che evidentemente sulla identità stessa. Insieme la scelta di raccontare non solo gli avvenimenti, o forse più ancora che gli avvenimenti, quello che succede tra gli avvenimenti, e quindi le pause, le digressioni, i momenti collaterali, le ellissi, eccetera. In questo senso anche il tempo assume una configurazione diversa, articolandosi ora attraverso la scelta per ellissi e digressioni temporali assolutamente particolari, altre volte nella prospettiva della scelta invece dell'immagine diretta del tempo e quindi della configurazione attraverso la messa in scena del divenire in quanto tale, colto nella sua immediatezza visibile, eccetera. E questa questione del rapporto del cinema con il divenire è stata sicuramente problematizzata in maniera estremamente significativa dal cinema moderno ed è un nodo che io credo di grande rilevanza, eccetera. Insieme abbiamo già sottolineato la centralità della metadiscorsività e per esempio l'uso di modi particolari di costruzione dello spazio, spazi non ordinati, non omogenei, a volte solo parzialmente visibili, con una libera e spesso anomala collocazione del personaggio all'interno dello spazio in cui opera, è sicuramente una delle caratteristiche del cinema moderno. Gli spazi non rispondono più alle leggi, di riconoscibilità, di geometria e di funzionalità narrativa che avevano caratterizzato il cinema classico e assumono invece delle connotazioni nuove.
Insieme è ovvio che nell'ambito del cinema moderno fondamentale è anche il superamento della sintassi tradizionale e la valorizzazione di marche personali di regia, che possono andare, come dicevo, dal piano sequenza, dall'uso dell'inquadratura lunga, che sicuramente sono uno dei punti fermi della tradizione del cinema moderno, all'uso di piani anomali, all'assenza di raccordi, al ricorso al jump cut, eccetera. E al tempo stesso, per esempio, il cinema moderno si è caratterizzato anche sul piano dell'uso di una luce particolare, scarsamente drammatizzata o non necessariamente legata alla drammatizzazione, capace piuttosto di dare una immagine, diciamo, del visibile segnata sul piano, diciamo, della neutralità e della opacità delle cose, che magari cerca di dare proprio l'idea della percezione, con tutti gli elementi anche di incertezza che questo può implicare. E poi altri elementi hanno caratterizzato evidentemente il lavoro di messa in scena del cinema moderno, in particolare per esempio il gusto dell'alea, cioè dell'incidente, o se preferite dell'inatteso sul set, no? Renoir diceva una frase, Renoir che come sapete è uno dei grandi punti di riferimento del cinema moderno, anche diciamo dei grandi punti di riferimento del cinema moderno, diceva una frase molto significativa, cioè che sul set bisogna lasciare aperta una porta per lasciare che entri il caso, che mi sembra una indicazione quanto mai significativa. Questo grande, diciamo, modello di forma filmica, che poi naturalmente al proprio interno implica tutta una serie di variazioni, che si è costituito nell'ambito del cinema moderno, si è poi successivamente scontrato con una trasformazione della condizione, diciamo, e del cinema mondiale che si è definito nell'ultimo ventennio o nell'ultimo trentennio, eccetera. Una serie di trasformazioni che hanno investito il carattere, come dicevo, del cinema mondiale e fra l'altro per esempio lo stesso cinema americano. E in realtà io credo che la grande stagione che ha caratterizzato poi l'affermazione del cinema europeo negli anni 60 e 70 sia in qualche misura entrata in crisi o abbia conosciuto una serie di articolazioni più problematiche nella fase successiva. Da un lato, dicevo, il cinema americano si è trasformato in maniera sempre più significativa, acquisendo la capacità di operare su prospettive molteplici, spesso di alto livello, e nello stesso tempo producendo una serie di film, o se vogliamo, diciamo, costruendo una serie di autori che si muovono in fondo tra cinema indipendente e cinema hollywoodiano a medio budget e che sicuramente hanno saputo, diciamo, affrontare l'orizzonte della contemporaneità in modo estremamente significativo. E poi naturalmente questa fase è stata legata, questa fase è segnata dall'emergenza delle nuove cinematografie, del cosiddetto world cinema o terzo cinema, che è in primo luogo evidentemente stato il cinema, per esempio, dei paesi emergenti, che spesso si è configurato apertamente come un cinema anti-hollywoodiano e anti-europeo, ma che poi, per esempio, ha sostanzialmente ceduto il campo all'emergenza di un altro tipo di cinema, che è invece un cinema segnato da un rapporto diverso con, per esempio, Hollywood, eccetera, e capace di assorbire in fondo all'interno della propria produzione modelli, stimoli, finalità spettacolari, esigenze di immaginario ed esigenze commerciali che invece hanno caratterizzato il cinema americano. È indubbio che l'affermazione del cinema asiatico è uno dei caratteri forti del processo di trasformazione del cinema che si è realizzato negli ultimi anni. E il cinema asiatico è forse proprio l'esempio più significativo di world cinema, perché è proprio un esempio di cinema che assorbe come una spugna tutta una serie di riferimenti, di determinazioni, di modi, di procedure, di spettacolarità, eccetera, che vengono dal cinema americano in primo luogo, e li rielabora e li trasforma in una nuova ottica, diciamo,
in una nuova ottica di messa in scena, testuale, immaginaria e anche commerciale. E questo tipo di trasformazione ha indubbiamente inciso, per esempio, sull'affermazione del cinema europeo, che per esempio in America ha conosciuto una crisi anche distributiva significativa. Pensiamo che da alcuni dati che traggo da un libro di Milker, Global Hollywood, pubblicato da BFI, per esempio nel 1960 la percentuale del cinema europeo, eccetera, era diffuso sul mercato americano, era del 10%, nell'86 diventa del 7% e nel 2003 è ridotto all'1%. Quindi, come vedete, al contrario di magnifiche sorti progressive, noi rileviamo una progressiva perdita di incidenza, che è non solo una progressiva perdita di incidenza di mercato, ma dovremmo dire anche una progressiva perdita di incidenza evidentemente culturale, eccetera. Ed è quindi in questa situazione che oggi che si colloca il cinema europeo contemporaneo e con dei caratteri al tempo stesso molteplici e differenziati. Questi caratteri, a mio avviso, vanno rilevati in maniera anche analitica, e a questi cercheremo adesso di dedicarci, sottolineando come, a mio avviso, nell'ambito del cinema moderno, contemporaneo, operino, potremmo dire, più tendenze, più linee di ricerca che cercheremo di vedere analiticamente, ma che al tempo stesso io vorrei innanzitutto caratterizzare, diciamo, su una duplice prospettiva. Da un lato esiste un cinema di ricerca radicale e dall'altro esiste, diciamo, nell'ambito del cinema d'autore europeo un cinema di ricerca che opera su una prospettiva mediana, eccetera. Questa duplice articolazione del cinema europeo è oltretutto sottolineata ulteriormente dal fatto che poi le prospettive e le ricerche del cinema europeo sono estremamente differenziate. Il cinema europeo è un cinema che si è caratterizzato sul piano dell'autorialità e sul piano evidentemente della singolarità e della specificità delle singole scelte, ma essersi caratterizzato sul piano della singolarità delle specifiche scelte implica evidentemente come dire, che è più difficile ricondurlo a delle medietà comprensibili, no? A dei punti di generalizzazione, ed è più facile al contrario coglierne le articolazioni, le differenzialità e via di seguito. E d'altra parte, per esempio, questi caratteri erano in fondo caratteri che emergevano già all'interno del cinema moderno, e io ricordo un saggio importante di Metz intitolato Cinema moderno e la narratività, che in fondo rilevava la presenza all'interno del cinema moderno e delle nouvelle vague di una serie di polarità, di configurazioni, di procedure, eccetera, tra di loro estremamente differenziate, eccetera. E credo che in realtà questo sia quello che noi oggi possiamo rilevare attraverso il lavoro analitico, eccetera. E accettando quindi questo criterio, a mio avviso va sottolineato un ulteriore aspetto, quello che ha reso tradizionalmente forte il cinema moderno è stato anche l'idea di affermarsi attraverso una fortissima innovazione e una forte negazione, in fondo legate all'idea di cinema moderno e di modernità. C'erano queste determinazioni dell'innovazione e della negazione. Il consolidarsi progressivo del cinema moderno, la standardizzazione in qualche misura del cinema moderno, hanno evidentemente indebolito questi aspetti di negazione e di innovazione e hanno fatto emergere talvolta una sorta di nuova koiné del cinema moderno che, a mio avviso, è caratterizzata molto di più sul piano della costituzione di una serie di scelte mediane piuttosto che nella prospettiva dell'individuazione di pratiche più avanzate, più innovative, più di rottura, eccetera. E in questo senso, per esempio, mi sembra
che nell'ambito del cinema moderno sia possibile individuare alcuni caratteri particolari. Nell'ambito, dicevo, di questa linea mediana che esiste all'interno del cinema moderno e che è, dal punto di vista quantitativo, sicuramente la più diffusa, dal punto di vista qualitativo, sicuramente, a mio avviso, quella meno interessante. Naturalmente l'individuazione di caratteri particolari, diciamo, delle procedure di messa in scena del cinema moderno è, come dire, una prima ipotesi che io vorrei prospettare qui e che naturalmente può essere oggetto di ulteriori riflessioni. Mi interessava però in qualche modo interrogarvi su questi aspetti, anche tenendo conto per esempio della ricerca che Bordwell ha recentemente fatto e sviluppato sul cinema americano contemporaneo, individuando in realtà 4 procedure a suo avviso significative caratterizzanti il cinema americano contemporaneo, e cioè il post-classico, e cioè il montaggio veloce, l'uso di lenti estreme, quindi grandangolo, lenti lungofocali dall'altra, o grandangolo, quindi lenti cortofocali o lenti lungofocali, l'uso di movimenti di macchina molto ampi, intensivi, eccetera, l'uso di primi piani con formato panoramico e quindi con configurazioni visive radicalmente diverse. In realtà, per esempio, nel cinema moderno è possibile individuare, diciamo, procedure di questo genere. Proviamo a spiegare. Da un lato io credo che, per esempio, il cinema moderno nelle sue manifestazioni, negli ultimi 20 anni e di seguito, abbia in qualche misura definito un modello, diciamo, di ripresa lunga, diversa da quella del montaggio analitico, ma anche da quella del piano sequenza, che aveva un carattere programmatico, del long take, che aveva un carattere fortemente programmatico, fortemente, diciamo, affermativo, eccetera. Sono riprese che seguono l'azione e anche l'inazione, che danno il senso del tempo, che dilatano la ripresa, ma che non cancellano, a mio avviso, una certa impressione anche di casualità e di diciamo comodità della ripresa effettuata. Dall'altro, certo, per esempio nell'ambito del cinema moderno sono riscontrabili anche in quello del cinema moderno europeo dei movimenti di macchina, dei lunghi, ampi, intesi da un lato a scoprire lo spazio nelle sue configurazioni, ma dall'altro anche ad affermare in fondo la scrittura come scrittura che costruisce percorsi interpretativi particolari, e quindi per esempio l'uso di movimenti di macchina non in funzione spettacolare ma in funzione, diciamo, rivelativa. Se mi permettete cercherei di sopravvivere togliendomi il giorno. Scusate, grazie. Insieme l'uso di primi piani molto ancora abbastanza tradizionali, volti evidentemente alla interpretazione psicologica del personaggio, e questo è un elemento non particolarmente innovativo nell'ambito del cinema europeo, anzi è un elemento, a mio avviso, abbastanza tradizionale. Come un elemento abbastanza tradizionale è la scelta ancora per inquadrature centrate sul protagonista, legate alla sua funzione all'interno dello sviluppo narrativo, eccetera. Insieme mi sembra un altro elemento riconoscibile la scelta per un profilmico abbastanza neutro, di particolare in genere sobrietà, non segnato da una volontà di rielaborazione dell'orizzonte visibile, ma che tende piuttosto a cogliere una qualità mediana diffusa dell'orizzonte fenomenico. Accanto a questi elementi emergono invece, per esempio, altre scelte più specifiche, che sono in primo luogo l'uso, potremmo dire l'inserimento all'interno dell'orizzonte testuale di piani
di valenza, potrei dire dalla valenza eidetica o simbolica. Io uso il termine eidetico nel senso di immagini che si caricano di implicazioni intellettuali, di una potenzialità simbolica e via di seguito. Questi elementi in realtà tendono a costituire una koiné media all'interno del cinema europeo che a mio avviso è caratterizzata anche da una perdita in qualche modo di intensità della ricerca e dal rischio di una ripetizione di elementi consolidati nell'ambito della tradizione del moderno. Invece mi sembra che nelle esperienze di alcuni autori, come ad esempio di alcuni autori che vedremo in seguito, dall'ultimo Godard a Kusturica, da Chantal Akerman a Angelopoulos, a De Oliveira e via di seguito, emergano anche altri caratteri che hanno invece una dimensione più fortemente innovativa e che quindi si collocano in una prospettiva diciamo di radicalità e di ricerca più radicale. È l'altra linea che individuiamo all'interno del cinema europeo e che vorrei qui diciamo raggruppare attraverso l'individuazione di una serie di procedure diciamo tecnico-formali particolari. Da un lato, per esempio, sono scelte che ancora di più vanno a volte in direzioni opposte, perché le opzioni, per esempio, di Kusturica o le opzioni di Godard sono assolutamente diverse. Per esempio, nel campo del montaggio mi sembrano che emergano alcune procedure particolari. Da un lato l'opzione per una serie di figure accostate e contrapposte senza alcuna, vorrei dire, relazione tra le figure stesse e di passaggio quindi arbitrario da un orizzonte all'altro. È una procedura che in realtà non viene ricostruita e ridefinita a posteriori attraverso, per esempio, l'individuazione di una serie di elementi testuali che operano una sutura retrospettiva rispetto al collegamento delle inquadrature. È un'opzione al contrario che segna un accostamento di segmenti fortemente irrelati e in cui potremmo dire l'irrelazione, cioè la separatezza, viene assunta come un elemento fondamentale. E mi sembra che sia una procedura che il Godard degli ultimi film sviluppi in maniera abbastanza significativa. È un montaggio a salto, ma non è jump cut evidentemente, anzi diciamo che il termine salto forse non è esatto, diciamo che è un montaggio irrelato, di irrelazioni, di segmenti irrelati assunti nella loro assoluta autonomia. Dall'altro mi sembra che il cinema diciamo della nuova modernità o della postmodernità, non voglio entrare almeno per il momento in questo tipo ulteriore di problematica che sarebbe certo interessante affrontare, dicevo, questo cinema è in ogni modo caratterizzato spesso da piani significanti che operano attraverso l'ellissi e l'erosione quindi sistematica dell'immagine correlabile e quindi ci danno delle immagini separate del visibile che in qualche modo vengono svincolate e sganciate dall'orizzonte visivo generale, dallo spazio generale e dallo spazio narrativo stesso. È una procedura che determina in realtà uno spaesamento nello spettatore. Un terzo tipo di montaggio invece molto diverso è ad esempio il montaggio che elabora, a mio avviso, in maniera assolutamente particolare un autore del cinema europeo come Kusturica, ed è per esempio il montaggio intensivo e dinamico in cui viene realizzato un montaggio rapido di piani in movimento permanente, per cui il montaggio rapido e la macchina da presa dinamica si mescolano e si sommano
nella costruzione di un'idea di dinamismo straordinario che per esempio Kusturica, a mio avviso, è nell'ambito di un film come Gatto Nero, Gatto Bianco, che non so come si titola in spagnolo, uguale, uguale. Altre procedure mi sembrano significative all'interno invece, diciamo, del lavoro dell'immagine, e sono da un lato la elaborazione di long takes legati all'inazione, all'irrilevante. I long takes legati all'inazione, all'irrilevante sono già presenti in fondo nella tradizione del cinema moderno europeo, ma diventano poi diciamo delle prospettive ancora più significative nell'ambito per esempio delle ricerche di autori che abbiamo già detto, Godard, Oliveira, potremmo aggiungere Angelopoulos e via di seguito. Insieme all'interno di questi long takes o piani sequenza, che non sono la stessa cosa ovviamente, sono presenti per esempio anche sperimentazioni di temporalità diverse che emergono all'interno di uno stesso piano sequenza per esempio. È una linea secondo me estremamente significativa che lavora ancora sull'idea di immagine di venire, ma in qualche modo la supera, la trasforma, la problematizza e via di seguito, e sono esperienze che ad esempio erano già presenti di Angelopoulos, nell'Angelopoulos di Oziassos, la recita eccetera, ma che poi sono sicuramente portati ad un livello di particolare significatività e complessività, per esempio da Sokurov nell'ambito di un film come La Russa e via di seguito, e che costituiscono sicuramente un momento di riflessione ulteriore sulla dimensione della temporalità che mi sembra di grande rilievo. Sono immagini che peraltro compaiono anche a volte all'interno di film, di commedie sicuramente meno significative, ma per esempio una tecnica di questo genere c'è anche in un film, in una commedia inglese che non dovrei citare nell'ambito di un discorso di cinema d'autore come Notting Hill, in cui però c'è un piano sequenza in cui lo spostamento del personaggio è legato allo spostamento delle stagioni, e quindi questa procedura fortemente innovativa può diventare un modo di configurazione del visibile utilizzabile, trasformabile e praticabile anche all'interno di prospettive di messa in scena ulteriori. Insieme mi sembra che sia un altro carattere significativo del cinema della nuova modernità, l'assunzione di punti di vista anomali che allargano l'orizzonte del visibile alle immagini interiori e eccetera. E ancora una volta ci sono esperienze significative che vanno dalla ricerca di Wenders a quelle ancora di Arcarussa e via di seguito. Un'altra linea di ricerca mi sembra legata alla fusione di configurazioni diverse delle immagini che si trasformano le une nelle altre. Per esempio il passaggio dalla pittura all'immagine filmica, dalla stampa all'immagine filmica e viceversa, realizzate con procedure che naturalmente utilizzano le tecnologie digitali e che possono ottenere in ogni modo dei risultati molto significativi e che sono evidentemente una esperienza di riflessione sulle modalità dell'immagine, sulle potenzialità dell'immagine e sul rapporto tra la particolarità dell'immagine filmica e altre immagini significative eccetera. E in questa prospettiva per esempio mi sembra che la Nobildonna del Granduca di Romer o l'Elegia del viaggio di Sokurov ancora possano costituire delle esperienze estremamente significative. Insieme mi sembra che nell'ambito del nuovo cinema eccetera si proceda anche in maniera diversa per quanto riguarda la collocazione dello spettatore all'interno del testo filmico, che generalmente è un elemento evidentemente rilevante già nell'ambito
del cinema classico, eccetera, ma che tende ad assumere delle configurazioni nuove, puntando ad uno spostamento decentrato dello spettatore che viene collocato nel testo filmico, ma in posizioni marginali, in posizioni secondarie e via di seguito, in modo che la sua percezione del visibile, la sua partecipazione allo sviluppo dell'azione risulta in qualche misura non più privilegiata, non più centrata, ma, come dicevo, decentrata, marginalizzata e quindi resa ancora più problematica, eccetera. In realtà mi accorgo che il tempo sta passando in maniera molto diversa. Vorrei tuttavia concludere sottolineando alcune cose. All'interno del cinema della nuova modernità, io credo che in realtà noi possiamo poi individuare modelli diversi. Uno degli aspetti che caratterizza, come dicevo, il cinema della nuova modernità è proprio la ampiezza, l'articolazione, la complessità delle forme filmiche che vengono elaborate, eccetera. Ma mi pare che alcuni elementi vadano in ogni caso individuati e sottolineati. Questi elementi sono, da un lato, la costruzione di forme decostruttive, scusate il gioco, diciamo, da un lato l'elaborazione di forme decostruttive, o, se preferite, decostruzionistiche, cioè di forme che operano un smontaggio e una desedimentazione degli elementi che costituiscono il testo. Da un lato la presenza di forme di ibridazione che sono caratterizzate sul piano dell'uso di livelli dell'uso, dell'incrocio di livelli, diciamo, discorsivi diversi, di modi di linguaggio differenti, di influenze che vengono da orizzonti di riferimento molto diversificati, dall'impiego di linguaggi e di tecniche assolutamente disomogenee, eccetera, e che è sicuramente una delle figure più diffuse nel cinema contemporaneo ed è presente in esperienze estremamente diverse tra di loro. Dall'altro ancora, per esempio, l'uso di forme della discorsività e della metadiscorsività, e cioè l'interrogazione sui modi dell'elaborazione del discorso, dell'elaborazione del racconto e sui meccanismi interni del racconto, che sono state affrontate in modo estremamente diversificato da autori molto significativi, ma che talvolta, per esempio nell'ultimo René, hanno raggiunto, a mio avviso, anche dei livelli di grandissima significatività, per esempio in un film come Smoking, in due film come Smoking No Smoking, oppure in un altro film come On connaît la chanson, in cui in fondo, alla fine di un grande percorso di ricerca di uno dei registi che ha lavorato con maggiore intensità sull'orizzonte dell'immaginario, della memoria, eccetera, l'interpretazione degli eventi della vita è affidata all'inserimento di canzoni della cultura popolare francese e via di seguito, con esempi da un lato di ibridazione di livelli sicuramente straordinaria, ma dall'altro anche di riflessione sui meccanismi discorsivi, meccanismi comunicativi, eccetera, di grande rilevanza. Insieme mi sembra che molto significativo sia ancora l'orizzonte, diciamo, delle forme idetiche, delle forme intellettuali, e cioè la ricerca sempre più sistematica che all'interno del cinema contemporaneo viene sviluppata sull'orizzonte del pensiero e l'interrogazione, che è stata un'interrogazione del grande cinema degli anni '20, di Eisenstein dal punto di vista teorico, ma anche del cinema espressionista, di Wien, di Lang e via di seguito, nell'ambito delle loro esperienze, sulla possibilità dell'immagine di racchiudere e di trasmettere il pensiero, e che oggi mi sembra una, diciamo, sfida e una considerazione essenziale nell'ambito delle esperienze della nuova modernità, eccetera. E quindi la ricerca e l'elaborazione di forme idetiche che vanno ancora evidentemente da alcune esperienze di Godard, di Chantal Akerman, di Marquer, eccetera,
a quelle di Silverberg e via di seguito, ma che in ogni modo mi sembra in qualche misura attraversare tutto l'orizzonte del visibile. E naturalmente io ritengo che ci siano, come ovvio, individuali, una serie di altre forme particolari all'interno della testualità della nuova modernità, ma anche per ragioni, diciamo, di tempo tenderei a rinviare un'eventuale secondo fase di discussione, eccetera, denunciazione di altri modelli formali che in ogni caso io considero meno rilevanti e meno significativi rispetto a quelli che ho enunciato. E vorrei quindi concludere il discorso sottolineando due cose. Uno, che da un lato nella esperienza di radicalizzazione di alcune componenti del cinema moderno, il cinema della nuova modernità europea rischia fortemente di perdere o di appesantire o di rendere più debole, per esempio, il rapporto con il pubblico, nella misura in cui tende a mettere in discussione quel meccanismo forte di identificazione psichica che caratterizza evidentemente la fruizione cinematografica. Più il cinema europeo lavora sulla dimensione dell'eidetico, della complessità intellettuale, delle procedure stranianti, eccetera, e più il rischio di perdere il rapporto con il pubblico e di indebolire l'elemento dell'identificazione, che sicuramente costituisce in maniera essenziale il meccanismo spettatoriale, ebbene più, dicevo, questo rischio esiste e noi dobbiamo considerarlo, eccetera. Tant'è vero che il cinema europeo più radicale è un cinema spesso di nicchia, è un cinema spesso destinato a un pubblico di cinefili, a un pubblico ridotto, a un pubblico limitato, e questo costituisce a mio avviso un pericolo e un elemento indubbiamente di ambiguità e di rischio forte nell'ambito della prospettiva del cinema europeo. Ma in realtà io credo che vada anche sottolineato un secondo elemento, e cioè il fatto che in ogni modo il cinema europeo su certi grandi orizzonti, grandi problemi della modernità culturale e artistica dà talvolta, a mio avviso, delle risposte meno significative rispetto, per esempio, ad alcune esperienze del cinema americano d'autore. Io amo il cinema europeo, ma amo anche il cinema americano d'autore, e credo che in realtà gli elementi di contrapposizione che talvolta emergano siano largamente discutibili. Per esempio, io ritengo che uno degli orizzonti essenziali, diciamo, della problematica contemporanea, della problematica estetica e filosofica contemporanea, o meglio, della problematica filosofica connessa all'orizzonte delle arti, sia legata alla questione, diciamo, del ruolo e della funzione dell'immagine e dell'immaginario nella costituzione della realtà. Io credo che se c'è un elemento forte che caratterizza la contemporaneità è la dilatazione del ruolo dell'immaginario e dell'immagine nella costituzione della realtà e nel modo in cui noi percepiamo la realtà. E credo che in questa prospettiva il cinema abbia svolto una funzione essenziale. È stato il cinema, oltre naturalmente alla saggistica, alla riflessione filosofica, alle arti e via di seguito, ma insisto, il cinema nella sua ricerca radicale, eccetera, a problematizzare il rapporto tra l'immaginario e il mondo, tra l'immaginario e il visibile. C'è una frase molto significativa, a mio avviso, di Deleuze, che dice il fatto moderno è che noi non crediamo più a questo mondo. Si potrebbe aggiungere è che noi non sappiamo più distinguere e non possiamo più distinguere l'orizzonte dell'immaginario e l'orizzonte della realtà, perché sono talmente intrecciati, talmente
innervati l'uno all'altro che diventa praticamente impossibile sul piano dell'esistenza come sul piano, diciamo, della interpretazione, separarli e considerarli in maniera differenziata. È una realizzazione, a mio avviso, di quello che già Nietzsche aveva più volte affrontato, affermato e tematizzato nell'ambito della sua filosofia. Quando Nietzsche diceva, Nietzsche intitola per esempio un aforisma molto significativo, come il mondo vero è diventato favola. E per esempio in un'altra occasione, negli scritti preparatori per la volontà di potenza del 1887-88, per esempio, sottolinea ulteriormente come l'idea di mondo vero si disgreghi con l'idea di cosa in sé e via di sé. Ebbene, la questione del rapporto, della perdita di consistenza della realtà e della dilatazione progressiva dell'importanza dell'immaginario è, a mio avviso, una questione fondamentale della contemporaneità. Ed è una questione che, secondo me, alcuni grandi autori europei hanno significativamente tematizzato. Per dirne due, potrei dirne tre forse, René e Buñuel sicuramente, direi anche Rogrier per esempio, e che tuttavia oggi mi sembra tematizzare meglio il cinema americano dei grandi autori piuttosto che il cinema europeo. Penso a Lynch, penso a Cronenberg, che mi sembrano sotto questo profilo più consapevoli, più avanzati, più capaci di problematizzare. Insieme, tuttavia, io ritengo che ci sia un secondo elemento che va assolutamente sottolineato come un elemento che ha caratterizzato e caratterizza, diciamo, le ricerche della nuova modernità, e cioè l'idea che in fondo sia impossibile ricondurre il mondo e i nostri processi di comprensione a centri unitari, a punti di vista unitari, a modelli unitari, e al contrario come in fondo, anche attraverso la grande produzione simbolica, che è una produzione evidentemente che ci aiuta a riflettere e a capire la contemporaneità, ebbene noi ci troviamo di fronte a un policentrismo, a una moltiplicazione policentrica dei punti di vista, a una moltiplicazione dei centri, in cui potremmo dire il centro non esiste più, perché nel momento in cui, è ovvio, il centro diventa molteplice, non è più un centro, ma è una galassia, una costellazione di molteplicità. E io credo che in realtà il modo di operare del cinema della nuova modernità e del cinema europeo sicuramente in questo caso ci ha dato un po' questa impressione di un mondo largamente disgregato, di un mondo largamente, disseminato, eccetera, in cui diventa difficile individuare dei centri, individuare delle idee forti, ma noi ci troviamo piuttosto a inseguire derive di idee, a inseguire derive di concetti, a inseguire derive di identità. E l'altro e terzo elemento su cui vorrei ancora insistere è che bisogna, in fondo, io credo, affermare come il cinema sia stato un elemento fondamentale nella trasformazione del modo di pensare e anche, come vi dicevo, del modo degli sviluppi, per esempio, del pensiero contemporaneo. Io credo che una serie di esperienze di pensiero siano state fortemente influenzate in fondo dalle operazioni relative all'orizzonte visibile, al mondo, alla testualità, eccetera, che il cinema in particolare, potremmo dire l'arte, potremmo dire la letteratura, ma insisto, il cinema in particolare ha determinato. Perché io credo che effettivamente il cinema abbia elaborato delle nuove forme visibili, abbia trasformato le nuove forme visibili e abbia presentato allo spettatore, e quindi diciamo allo spettatore intellettuale come allo spettatore diciamo meno colto e via di seguito,
una complessità del mondo che è sicuramente essenziale, è sicuramente un tratto precipuo e specifico della nostra epoca. Cioè il cinema ha contribuito a produrre idee nuove, a produrre diciamo configurazioni nuove, a creare nuove convergenze, nuove articolazioni, nuove complessità. E credo che sotto questo profilo il cinema abbia svolto, come vi dicevo, un'attività assolutamente centrale. In fondo il cinema, io credo, non è semplicemente diciamo un'esperienza che si esercita sulla narrazione, che configura gli eventi cercando di dargli un senso e via di seguito, è anche una interrogazione costante sul senso e anche un'operazione interpretativa che ha una piena valenza, potremmo dire una piena valenza ermeneutica e filosofica. È un atto di comprensione che non solo dialoga con la cultura diffusa, ma che spesso diventa un elemento trainante rispetto alla cultura diffusa. Credo che in questa prospettiva il cinema moderno europeo abbia giocato un ruolo assolutamente essenziale. Grazie. Adesso a piccolo dibattito, domande? Os presentarán un micro y se puede hacer en castellano, obviamente, y hay que... Comincio io, allora. No, tú sabes, tú has dicho una frase de Deleuze, que el hecho moderno es que nosotros no creemos en este mundo. Tú sabes que la frase continúa y tiene un punto de agresivo, pero tiene un final que me interesa remarcar, ¿no? Deleuze, lo digo porque yo la he citado mucho, la he recogido mucho esta frase. Dice, el hecho moderno es que nosotros no creemos en este mundo. Algunos idiotas, dice, creen que no hay que creer en este mundo. Hay que creer en este mundo que esté lleno de idiotas. Esa es la frase, esa es la construcción de Deleuze. Por tanto, Deleuze termina diciendo que el hecho moderno es que nosotros no creemos en este mundo, pero añade e invoca que hay que creer en este mundo diseminado, en este mundo fragmentario, aunque esté lleno de idiotas. O sea que hay que creer. Por tanto, recupero esta frase, ya que tú la has citado, para señalar hasta qué punto el cine contemporáneo digamos, intenta recuperar una relación de nosotros con el mundo y una manera de interpretar ese mundo, hasta qué punto el cine contemporáneo, o si por el contrario, el cine contemporáneo propone ya una división absoluta, una separación absoluta entre nosotros y la realidad y por tanto el mundo. Lo digo a la luz de la frase que tú has remarcado, Deleuze. Direi che il cinema contemporaneo, che fra l'altro è estremamente diverso, no? E quindi si presenta con dei caratteri molto diversi, per cui diventa anche difficile dire che cosa fa il cinema contemporaneo. Si potrebbe anche dire che alcuni operano in una prospettiva e altri operano in un'altra prospettiva. Ma per quanto riguarda la domanda che tu poni, io credo che si possa dare una risposta particolare. E io direi che il cinema e le arti in generale
tendono più a realizzare, diciamo, delle configurazioni di eventi e delle configurazioni formali che si danno come interpretazione della contemporaneità, oltre che della specificità di una serie linguistica, di una serie formale, eccetera, più che darci delle indicazioni sul modo di essere, eccetera. E quindi sotto questo profilo mi pare che il cinema, nelle sue esperienze più radicali, intendiamoci, rilevi una complessità del rapporto tra il soggetto e il mondo, una disgregazione della credibilità del mondo. Mi sembra per esempio che il cinema ci mostri in qualche misura realizzato quella che è uno dei punti forti, diciamo, della filosofia del Novecento, e per esempio attraverso la riflessione di Heidegger, di Gadamer, eccetera, che mettevano in discussione l'idea che l'essere debba essere legato tradizionalmente e metafisicamente alla presenza. L'essere è qualcosa che si dà e si nasconde, il mondo che noi vediamo è qualcosa che ci inganna, che diviene, che si trasforma, che si perde, che muore e via di seguito. E quindi diciamo che mi sembra che il cinema, per quanto riguarda la sua funzione e la riflessione della filosofia del Novecento, tenda a mettere in discussione la credibilità nel mondo esterno, eccetera. Il che non vuol dire ovviamente diciamo, negare il rapporto con il mondo esterno o ipotizzare degli spettatori autistici che non entrano più in rapporto con l'altro. Significa semmai configurare una problematicità e un'ambiguità e una, potremmo dire, enigmaticità del mondo esterno e una enigmaticità del rapporto che noi stabiliamo con il mondo. Questo mi sembra un elemento significativo. Quindi il cinema, ma potremmo dire la letteratura anche, però io vorrei insistere sul fatto che il cinema, francamente, al di là dell'idea e dei discorsi sulla morte del cinema, vada considerato come un'esperienza fondamentale nell'ambito dei processi di cambiamento del modo di pensare, eccetera. Ebbene, dicevo, il cinema mi sembra che configuri una problematicità assolutamente particolare nell'ambito del rapporto con il mondo e via di seguito, senza peraltro ipotizzarne una separazione, una rottura e via di seguito. Mi sembra che il cinema sia uno strumento di grande rilevanza in un processo, diciamo, di considerazione del visibile, dell'interpretazione del mondo e via di seguito, molto più problematico, molto più incerto, molto più decentrato, molto più interrogativo, eccetera, che è l'esperienza che abbiamo noi oggi. Io credo che nell'ambito di questa trasformazione del modo di considerare la realtà, eccetera, il cinema abbia giocato un ruolo assolutamente determinante. Vorrei dire che ha giocato un ruolo importante non meno della riflessione filosofica, per esempio, non meno dei grandi pensatori, perché ha costituito, diciamo, delle forme del visibile, dei concetti e delle complessità assolutamente nuove, assolutamente particolari, che ci dicono sulla contemporaneità a volte di più di quanto ci dice un libro importante e via di seguito. Certo, magari il cinema ha bisogno di interagire con la riflessione concettuale, però quello che a me interessa sottolineare è che il cinema, tra le altre cose, è anche una riflessione, almeno nelle sue esperienze più radicali, è anche una riflessione concettuale in atto, no? In fondo, per esempio, Deleuze alla fine, visto che l'abbiamo citato, e anche giustamente, eccetera, Deleuze alla fine dell'immagine tempo dice che in fondo la filosofia del cinema è una filosofia dei concetti che il cinema produce, non è una filosofia del cinema, è una filosofia dei concetti che il cinema produce, perché i concetti che il cinema produce sono talmente rilevanti che la filosofia e quindi la comprensione del mondo non può andare avanti senza misurarsi con il cinema. Credo che questo sia un elemento importante che noi dobbiamo acquisire e tenere presente.
buenos días. Ha señalado usted como la principal característica del cine contemporáneo esta dilatación del imaginario dentro de la forma en que percibimos la realidad, precisamente eso que estábamos hablando. Pero a mí me gustaría preguntarle qué piensa usted de esta emergencia o ese optimismo que rodea la práctica documental contemporánea, que precisamente tiene que ver con eso, en cómo se aborda la realidad en el cine europeo contemporáneo y esas nuevas retóricas que están surgiendo, ¿no? Hablo de José Luis Guerin, hablo de Bardà, hablo de Van der Keuken, Chantal Akerman, etc. Le chiederei di essere più precisa, se non... Le chiederei di essere più precisa perché vorrei capire esattamente a cosa si riferisce. Anche quando parla per esempio di ottimismo, che io non vedo. Bueno, yo creo que hay algún sector de la gente que nos interesa por el cine que cree que hay un cierto optimismo que rodea la práctica documental, especialmente que en Barcelona. Forse. Entonces a mí me gustaría saber... Forse, no, ottimismo vuol dire forse, sì, importanza. Come? Sì. Importanza del documentario. Forse en general en Europa y Entonces, ¿cómo puede contribuir desde su punto de vista la práctica documental a ese lenguaje del cine europeo que estábamos comentando? È naturale che nell'ambito del discorso interpretativo che io ho proposto e che è uno dei discorsi che si possono fare, no? Io insisto su questo fatto che è una interpretazione soggettiva, un'interpretazione che definisce un campo di pertinenze, un taglio del discorso e via di seguito. Non è non è un discorso che pretende di cogliere un'oggettività, eccetera, pretende di proporre una interpretazione. Ecco, è evidente che nell'ambito di una prospettiva di questo genere la funzione, diciamo, del documentario è una funzione in qualche misura marginale, meno significativa, meno rilevante. Mi sembra che l'esperienza, diciamo, di punta sul piano della trasformazione, dello sviluppo e dell'affermazione delle potenzialità del cinema vada in un'altra direzione, no? Però è vero che una attenzione al valore testimoniale del cinema emerge talvolta anche all'interno del cinema contemporaneo, del cinema narrativo, e per esempio all'interno di certo cinema politico, storico-politico, che indubbiamente in Italia, come per esempio attraverso alcune altre esperienze, quelle di Noce, tra l'altro, sembra acquistare una nuova rilevanza. Quindi, dal punto di vista, diciamo, del lavoro dello storico e dell'interpretazione della molteplicità delle tendenze in atto nell'ambito della contemporaneità, è indubbio che noi ci troviamo di fronte a una ripresa di rilevanza, diciamo, del documentario e di diffusione del documentario. Dal punto di vista, diciamo, del discorso complessivo che a me interessava qui elaborare, è evidente che la funzione del documentario e delle inserzioni di testimonialità all'interno del cinema è meno rilevante di altre operazioni. Però, se lei invece ritiene che sia un'esperienza trainante, significativa, eccetera, benissimo. Diciamo che nell'ottica, nel quadro di interpretazione che io tendo a proporre, mi sembra che svolga una funzione meno rilevante. Ma io insisto su un fatto. Io credo che quando noi parliamo di eventi, e parliamo di eventi culturali in particolare, noi elaboriamo delle interpretazioni, no? E quindi dei modi di vedere, che sono modi di cui dobbiamo assumerci la responsabilità anche in termini soggettivi. Ma io credo che l'esistenza di più interpretazioni, di una molteplicità di interpretazioni, di una molteplicità di punti di vista, sia un elemento positivo. E quindi se lei pensa diversamente da me che il documentario svolga una funzione importante nell'evoluzione del cinema contemporaneo,
contemporaneo, benissimo, mi sembra che sia perfettamente legittima questa opinione. A me interessano di più altre cose. Tenemos que diciamo la última comanda, perché no. Il quadro che hai offerto era così ampio che è difficile non muoversi e non essere d'accordo nelle linee generali. Probabilmente andrà integrato proprio le cose che tu sai e che sono alla base delle tue osservazioni, l'eredità dell'avanguardia nel determinare alcuni aspetti fondamentali del campo, e forse valorizzare di più o includere delle presenze come quelle di Greenaway, che a me sembrano fondamentali proprio, o di Fellini nel determinare appunto gli orizzonti dell'immaginario e questa difficoltà ecco, semplici osservazioni mie di coinvolgimento in quello che hai detto e di ricerca di cosa poi si può dire ancora in un territorio vastissimo, ma di cui hai segnato dei punti che mi sembrano importanti. Sì, devo dire che sono d'accordo con quello che dici. Sono d'accordo, fra l'altro Greenaway non l'avevo citato, ma era qui presente diciamo negli appunti eccetera, e Greenaway è sicuramente un autore che ha lavorato su più prospettive, perché poi una delle caratteristiche che in realtà sembrano segnare, a mio avviso, gli autori della nuova modernità è proprio questa anche polimorfismo, diciamo, interno particolare, per cui sono autori che si prestano a letture orientate ed elaborate da punti di vista diversi, secondo logiche diverse, e Greenaway è sicuramente un autore che lavora in questa prospettiva in maniera assolutamente significativa e che opera da un lato sulla riflessione del rapporto tra immagine pittorica, immagine filmica, eccetera, dall'altro nella elaborazione di una configurazione neobarocca, per esempio, di grandissimo rilievo, dall'altro nella mescolanza, per esempio, di livelli, diciamo, comunicativi ibridati, complessi e via di seguito, e quindi mi sembra assolutamente un personaggio significativo all'interno, diciamo, della ricerca contemporanea. Effettivamente sono d'accordo naturalmente sul ruolo dell'avanguardia, e d'altronde io, come tu sai, ho passato molti anni della mia vita, ahimè, o forse per fortuna, a occuparmi dell'avanguardia, eccetera, e ritengo per esempio che non so, un autore come Warhol, che come cineasta inconsapevole ha messo a fuoco una serie di procedure fondamentali del lavoro di messa in scena, sia un autore che in realtà ha avuto una influenza diretta o indiretta estremamente significativa sul modo di concepire certe procedure specifiche del cinema della nuova modernità, eccetera, no? E quindi un autore legato evidentemente alla grande tradizione dell'avanguardia, eccetera. E poi è evidente che appunto, diciamo, il modello Buñuel nelle sue esperienze surrealiste e nelle sue esperienze tarde ha lavorato in maniera sistematica nella prospettiva di questa perdita di credibilità del mondo esterno e di affermazione in fondo del mondo come enigma, in primo luogo dell'inconscio come enigma e poi del mondo come enigma, no? Mi pare assolutamente quindi fondamentale il percorso che tu hai sottolineato, e devo dire che sono d'accordo con te anche su Fellini, perché in realtà Fellini è stato spesso interpretato in maniera o genericamente giornalistica, diciamo, o forse legata alla sua formazione, eccetera, ma la dilatazione visionaria, no? E la creazione di un mondo altro nell'ambito del cinema del Fellini maturo è sicuramente un elemento determinante in questo processo che ho cercato di delineare, quindi ringrazio dell'intervento e sono assolutamente
Orense y tenemos que dejarlo aquí. En 15 minutos reprendemos con la mesa de comunicación.